Buongiorno a tutti, ci troviamo a Castions di Strada, nelle Terre di Mezzo, un comune della Bassa Friulana, e ci troviamo qua per la nona Chiasteun Saltiamine. Nel territorio di Castions di Strada abbiamo tre percorsi, 7, 12 e 21 chilometri. E i marciatori sono già iscritti, partiti, pronti per la loro marcia e noi ci auguriamo di trovarli tutti soddisfatti sul cammino e quindi ci rivediamo più tardi. Quindi siamo al secondo ristoro, siamo nella zona diciamo del biotopo, una zona molto caratteristica del nostro territorio e vi chiedo, vi è piaciuto per il momento? Il percorso è buono, sì. Il percorso è bello, il tempo tiene, speriamo che tenga almeno fino alla fine. Com'è andata? Per me è tutto bene, è tutto nuovo perché non sono mai stato, è la prima volta che vengo. Allora benvenuto. Applausi a me. Grazie. Qui siamo nelle zone più tipiche del nostro paese di Castions di Strada, nelle zone delle risorgive. Qual è l'aspetto più particolare di questa zona? Beh, questa qua è una zona che si diceva la Selvote, località Selvote, siamo a Castions di Strada in provincia di Udine, è una zona che una volta era tutta naturale, è rimasta abbastanza, ma non come una volta. In ogni modo io qui ho cercato di fare un posto anche per lasciarlo come si trovava e come si trova, per dare un ricordo al passato che Castions di Strada era così. Qui degli anni miei era come un'Amazzonia, si trovava tutto selvatico, era un vivere, soddisfazione di vivere. Questa qua era la nostra zona dei ragazzi che si veniva a giocare e a farsi il bagno.
Buongiorno, allora siamo arrivati alla conclusione della nona Chiasteum Salchiamine e tutto si è risolto per il meglio, anche se il tempo ha cercato di guastare la festa. Comunque i 566 partecipanti credo siano stati soddisfatti dei nostri percorsi e io auguro invece al prossimo gruppo che organizza per domenica prossima la marcia un tempo migliore e tantissimi marciatori felici. Arrivederci alla prossima edizione. Buongiorno, sono Ivan Gomboso, presidente della SD New Team e vi do il benvenuto alla nostra quinta edizione di Aspaspar Sante Marie. Si svolgerà a Santa Maria di Sclaunica, frazione di Lestizza. Ci saranno 3 percorsi, uno da 6, uno da 14 e uno da 18. Verrà rinnovata quest'anno la collaborazione con il Friul Clown, dei volontari che portano un sorriso ai bambini in difficoltà nelle corsie degli ospedali. Quindi una parte del ricavato verrà donato a questa associazione. I percorsi saranno lungo il torrente Cormor e saranno meravigliosi, troverete delle zone collinari e anche dei bei boschetti. I ristori saranno ben forniti, per cui vi invito a partecipare numerosi. Buona giornata, a presto a Santa Maria di Lestizza.